avete già pregato, vi auguro buona festa a tutti. Ringraziamo il Signore, ringraziamo alla Madonna per questo nostro incontro, perché io credo, se siamo qui oggi tutti, siamo qui perché siamo stati invitati dalla Madonna, e come ha detto anche una volta un prete, siamo qui perché tutti i nostri incontri sono programmati da secoli dal Signore, e per questo ringraziamo la Madonna per questa sua chiamata, suo invito qui per tutti voi. E la cosa più bella che potete fare è rispondere a questo invito, proprio abbandonarvi nelle mani della Madonna, dando la vostra vita nelle sue mani e dando il vostro cuore, e questa è la cosa più bella. E ricordatevi anche che nessuno a Medjugorje viene per caso, anche quelli che credono siamo venuti per caso, non è niente per caso. Il Signore ha un progetto con ciascuno di noi, ma basta capire e accettare il suo progetto. Io vi dirò le cose più importanti dell'apparizione della Madonna, la mia prima esperienza, le mie prime apparizioni, e poi la cosa più importante è quello che Madonna ci invita qui a Medjugorje. Io credo che sapete tutti che Madonna è apparsa qui a Medjugorje il 24 giugno dell'81. Io ho visto la Madonna il secondo giorno. Allora la mia vita prima dell'apparizione era una vita di un bambino come tutti gli altri bambini di questo piccolo villaggio che era Medjugorje prima. Mi piaceva stare con i miei amici, mi piaceva giocare. Ho vissuto una fede di un bambino, una fede di un bambino che sa che esiste il Signore, che esiste la Madonna, però che loro stanno nel cielo. Quello che mi ricordo della mia infanzia e che mi è rimasta è la preghiera. Mi ricordo che ogni giorno, ogni sera pregavo insieme con la mia mamma, tante volte non volentieri, perché per un bambino piccolo stare seduto a pregare per mezz'ora, un'ora è un po' difficile, e anche andare in chiesa, stare seduto un'ora era un po' difficile, però quando scopri dopo la gioia della preghiera ti dispiace anche per quei momenti quando anche pensavi soltanto mamma mia perché devo pregare. Non ho mai chiesto al Signore la grazia di vedere la Madonna, perché io non ho mai saputo che Madonna poteva apparire, come ho detto prima. Scusa, non si sente fuori, le persone perdono quello che dici. Io non so. Forse l'altro microfono, non so chi è che si intende. Se ci collegano, perché c'è gente fuori. Bene. Ecco, come dicevo, non avevo mai chiesto al Signore dono di vedere la Madonna, perché non sapevo che Madonna poteva apparire. E pensate soltanto quanta sorpresa ho avuto il primo giorno. Mi ricordo, il primo giorno ci siamo trovati sotto la collina dell'apparizione, e sopra la collina abbiamo visto come una donna che con la mano ci invitava di salire su. È difficile spiegare le sensazioni in quel momento, quello che provavo dentro. In primo momento mi ricordo, avevo una grandissima paura, proprio voglia di scappare, di nascondermi anche. Però nello stesso momento ho sentito anche nel cuore desiderio di andare su e incontrare quella persona. Questo desiderio di incontrare questa persona che mi invitava su era più grande della mia paura. E il modo come sono andato sulla collina, in quel momento non me la ricordo, però io mi ricordo la cosa più bella. Mi ricordo quando per la prima volta mi sono inginocchiato davanti alla Madonna, quando per la prima volta ho guardato proprio gli occhi della Madonna. E quanto amore ho visto dentro quegli occhi, quanto mi sentivo amato in quel momento, protetto. Davanti a me vedevo la mia madre, e posso garantire anche in quel momento ho iniziato subito a amare la Madonna, sentire il suo amore e dare il mio amore alla Madonna. E in quel momento, anche quando sei davanti alla Madonna, non esistono le parole, in quel momento parla soltanto il tuo cuore. E mi ricordo che dentro di me dicevo e sentivo nel mio cuore, speriamo che questo momento non finirà mai, perché quella gioia, quella pace che io ho provato in quel momento era una cosa bellissima, era una cosa che io in quel momento non avevo mai sperimentato nella mia vita. Quando è finita la prima apparizione, allora lì sono cominciate tante domande. Una delle prime domande è stata: perché il Signore ha scelto me? Perché io non mi sento bravo, più bravo degli altri? Infatti
prima domande che abbiamo chiesto anche alla Madonna: Madonna, ma perché hai scelto noi? Perché noi non siamo più bravi degli altri, ci sono altri ragazzi molto più bravi di noi. E Madonna ci ha risposto soltanto: vi ho scelto così come siete e vi voglio così come siete. Poi mi sono chiesto altra domanda: come faccio io a accettare tutto? Se sarò in grado di portare questo progetto che il Signore mi ha affidato? Infatti proprio anche dall'inizio Madonna ci ha dato un messaggio dove ho trovato la mia risposta. E Madonna ha detto: cari figli, basta che voi aprite il vostro cuore verso di me, resto farò io da sola. Allora in quel momento ho capito: io non posso fare niente, ma posso fare solo una cosa grandissima: posso dire il mio sì alla Madonna, il mio sì al Signore, dare la mia vita nelle mani del Signore e dandogli il mio cuore nelle sue mani. Allora in quel momento ho cominciato anch'io di seguire quella strada che Madonna proprio dall'inizio ci ha insegnato, quella strada della preghiera, digiuno, conversione, pace e santa messa. Io lo so, quando voi venite qui a Medjugorje ci sono tantissimi pellegrini che sono sorpresi e chiedono: a Madonna pare più di 28 anni, cosa ha da dirci 28 anni? Poi dicono anche tanti messaggi, ma purtroppo i messaggi sono sempre uguali. Io dico sempre a tutti: non chiedetevi perché il Signore sa perché. Invece dobbiamo dire un'altra cosa che noi spesso dimentichiamo di dire: dobbiamo dire grazie, ringraziare il Signore per questa grazia che ci ha dato, perché Madonna, venendo a Medjugorje, non è venuta soltanto per noi sei, non è venuta soltanto per la nostra parrocchia. Madonna è venuta per tutto il mondo e lei è madre di tutti noi. Infatti ogni messaggio che Madonna inizia qui a Medjugorje, lei lo inizia con cari figli, e siamo tutti figli della Madonna. E veramente anche io vi invito, anche oggi qui a Medjugorje, ringraziamo il Signore per questa grazia che ci ha dato, ringraziamolo perché permette alla Madonna di stare tutti questi anni in mezzo a noi. Poi i messaggi della Madonna, tanti dicono i messaggi sono sempre uguali, ma sì, per quelle persone che non li vivono. Invece se noi accettiamo i messaggi della Madonna, se li mettiamo nella nostra vita, se li viviamo con il nostro cuore, allora capiremo dentro di noi che i messaggi della Madonna sono forza per la nostra vita, ma nello stesso momento anche risposta a tutto quello che noi cerchiamo nella nostra vita. Anche voi tanti pellegrini che venite qui a Medjugorje, venite con tantissime domande. Tanti vengono da noi e chiedono le risposte. Ricordatevi, noi non vi possiamo dare risposte, ma c'è il Signore che vi può dare risposte. Se apriamo, come ho detto prima, il nostro cuore al Signore, se viviamo questi messaggi con il cuore, avremo sempre la risposta. E poi i messaggi della Madonna cosa sono? I messaggi della Madonna non sono altro che la strada come arrivare e conoscere il Gesù Cristo. E come ho detto prima, questa è strada della preghiera, digiuno, conversione, pace e santa messa. Madonna ci invita a Medjugorje qui sempre di pregare. Madonna dice: pregate Santo Rosario, rinnovate la preghiera di Santo Rosario. Però la cosa più importante nella preghiera che Madonna raccomanda è preghiera con il cuore, di sentire la gioia della preghiera, la pace della preghiera, proprio trasformare la nostra preghiera nella gioia. Perché Madonna ha detto tante volte: pregate e avrete tutte le risposte. Madonna raccomanda di pregare nelle nostre famiglie. Lei dice: mettete il Signore al primo posto nella vostra famiglia e trovate il tempo per il Signore nella famiglia. Se c'è Signore dentro nella nostra famiglia, allora possiamo essere tutti quelle famiglie che Madonna ha chiesto tante volte di essere, famiglie sante. Allora, quando Madonna ci ha invitato alla santità, anch'io al primo momento ho pensato: ma essere santi forse vuol dire stare 24 ore in ginocchio e pregare. Invece non è così, ho capito più avanti. Essere santi al primo posto è avere il Signore nella nostra vita. Ma poi la mia santità lo sento anche quando educo bene i miei figli, quando aiuto anche il prossimo, quando aiuto un malato. Ma tutto questo è una santità. Ma prima dobbiamo avere il Signore nella nostra vita, perché con il Signore possiamo fare tutto, perché soltanto con il Signore anche le cose possiamo farlo con amore. Tante volte noi diciamo: noi siamo cristiani, ma tante volte questo diventa soltanto essere cristiani con le parole.
tante volte abbiamo